Hollandese, Hollandese, mine manu, in questa terra d'esame e dolore bebacca. Buongiorno a tutti, sta per iniziare una puntata speciale. Con noi un ospite d'onore. Di chi si tratta? Abbiamo con noi Piero Marras, compositore, polistrumentista e poi tantissime altre cose. Sì. E con lui parleremo ovviamente di Sardegna, di monumenti e di tutta la bellezza che c'è qua attorno. Cominciamo subito? No, ma facciamo dopo la sigla! Ci troviamo in questo posto magnifico, tanto per testimoniare, come diciamo, che la Sardegna non è soltanto mare, spiagge, eccetera, con Piero Marras, che già ringraziamo veramente tantissimo per aver accettato dopo 2 minuti, insomma, della nostra proposta questa, Sì. questa chiacchierata. Come stai, Piero, in questo periodo un pochino strano? Come sto? Insomma, mi adatto alla situazione, assisto a quello che succede, cerco di fare la mia parte, sono stravacinato, insomma cerco di essere nel tempo, insomma, senza tanti momenti pessimistici, insomma. No, io sono ottimista anche che ne usciremo, insomma, da questa cosa. Esatto, cerchiamo di essere attivi e uscire, insomma, da questa cosa. Noi come sai, appunto, pubblichiamo video da turisti che riguardano nuraghe, tutti i siti archeologici, insomma tutte le tipologie di monumenti che avete qui in Sardegna, e noi veniamo, diciamo, dal continente appositamente per vedere e visitare queste cose. Com'è per un sardo che questi monumenti ce li ha a casa, fra virgolette, che li ha vissuti magari anche da bambino? Come si sente un sardo che ha a casa propria, diciamo, una parte di storia che forse non è presente in nessun'altra parte del mondo? Ma sai come succede spesso quando le cose, come dicevi tu, ce li hai in casa, poi alla fine appartengono talmente a te che non ci fai caso, no? È come quando da bambino c'era una bella giornata di sole, era scontato, oggi non lo è più, quando c'è te la godi, no? E quindi e lo stesso vale per questi reperti megalitici, per questa storia che noi abbiamo. Noi siamo disseminati di storia, c'è dappertutto, è una storia antica, forse una delle più antiche, e quindi la consapevolezza di questo è come la consapevolezza di sé, come l'identità. Tu acquisisci l'identità, cioè sai quello che sei, non è che ce l'hai, quello che sei, però attraverso gli anni, attraverso anche una maturità tua, e quindi questa consapevolezza poi diventa importante, no? E la consapevolezza di te, l'identità, comprende anche il mondo che ti circonda, cioè la tua storia, da dove vieni, questo è il discorso. Certo. Ecco, quindi tutto questo, sebbene la scuola l'abbia un po' bypassato, perché tu pensa che nei programmi scolastici io non ho mai fatto storia della Sardegna, non ho mai fatto cultura della Sardegna, hanno bypassato anche la lingua sarda, Sì. per cui ecco, questo ostracismo poi purtroppo ha fatto sì che la lingua fosse tagliata, insomma, che l'identità fosse un po' a metà o quasi inesistente. Allora è una guerra tua che qui c'è l'appropriazione, hai lottato per averla e nessuno te la può togliere, almeno per quanto mi riguarda, ma devi investire su questo. Hai dei ricordi in particolare da ragazzino, non so, di siti particolari in cui andavi a giocare o che magari ti incuriosivano
o ti avvicinavi e qualcuno ti diceva no, non andare perché c'è l'uomo nero o No, cose di questo tipo? questo no, c'ho un bel ricordo di Nuraghe Losa, che è quello che insomma poi portava a Nuoro e porta a Nuoro, voglio dire, la strada che imbocchi lì, per cui insomma si andava in gita e si aveva il massimo rispetto. Quello che mi ha sempre incuriosito è la funzione dei nuraghi, per cui io chiedevo e mi rispondeva sempre ma qui sai c'era la guerra, si combatteva, e quindi lo vedevo come un fortino, per me era una sorta di Forte Apache, insomma, per farti l'esempio, il fortino, e da lì ho capito come si poteva difendere, insomma. La curiosità è vedere ma chi le ha portate queste pietre, cioè io da bambino pensavo a un gigante che andava, che metteva queste pietre l'una sopra l'altra, perché era impossibile, se tu guardi anche oggi, oddio, ci vuole ben di Dio, eppure lo facevano tutti a mano. Esatto, anche perché gli addetti ai lavori stessi, quindi chi si occupa delle imprese edili eccetera, cioè, ammettono che anche oggi sarebbe veramente faticoso, anche con le attrezzature che abbiamo, con gli strumenti, riuscire a costruire delle cose di questo tipo. Poi quando ti appassioni alla materia vedi che sono tutti fatti in un certo modo, e sono tutti orizzontati in un certo modo i nuraghi, per cui c'è un collegamento l'uno con l'altro. Sì. Io poi facendo il mestiere che faccio, facendo musica, ho avuto la fortuna di fare i concerti nei nuraghi, sono un privilegiato. Cominciando da Barumini, e sono stato molto amico di un grande, che è poi quello che ha scoperto Barumini, il professor Giovanni Lilliu. Sì, e siamo stati in fondazione insieme con lui, e per cui c'era una bella amicizia. Io lo chiamavo sempre il professore, lui mi diceva dammi del tu, non sono mai riuscito a dargli del tu, per un senso di rispetto, perché secondo me era un uomo eccezionale, a lui si deve tutto, ma è un uomo che amava, se tu leggi la sua storia, lui amava quello che faceva, come io amo la musica, era una scoperta continua, ed era veramente, secondo me, uno degli eroi della nostra terra. Insomma. Io ho fatto dei bei concerti a Nuraghe in Manumeri, ma l'ho fatto anche a Nuraghe in Sant'Antine, vicino a Torralba, esattamente, il comune. sì. Lì è uno dei nuraghi più belli e più grandi. Vabbè, Barumini è un villaggio nuragico, non è che si discuta molto, invito tutti ad andarci perché c'è una magia lì, c'è una magia. La magia significa che tu devi avere un attimo con te stesso quando hai la possibilità di entrare dentro i nuraghi. Lì c'è una divinità nascosta, questo è secondo la mia. Esatto, infatti vorrei chiederti se magari è possibile una risposta. Quali sensazioni si provano a suonare in un contesto di questo tipo rispetto ad un teatro, ad uno spazio all'aperto, tipo una piazza, eccetera? Cosa c'è in più eventualmente? Sembra retorica questa, ma ti giuro che non lo è. No, ma l'importante quando si parla di esperienza personale non c'è mai della retorica. Io ho fatto un concerto da solo, ho voluto farlo da solo senza il gruppo, pianoforte a coda, voce e danza. E io avevo anche una compagnia di danza che seguiva i miei concerti, a volte quando i palchi erano giusti io utilizzavo anche queste grandi danzatrici eccezionali, tutte maestre, e visualizzavano i miei brani, no? Con le maschere, per cui c'era tutto un richiamo, anche una ricerca, insomma, le maschere dei Mamotones, dei Verdules, erano vestiti quasi da amazzoni, insomma, con questo tipo bronzetto ma al femminile, per cui erano guerriere, insomma c'era tutto un discorso. E abbiamo scelto questa tipologia per i nuraghi lì in Sant'Antine, mi ricordo benissimo quel concerto, perché come è arrivata la luna, non canti nella maniera solita. Sì. Non canti nella maniera solita. Ma è quella luna di Domus de Pedra, della tua canzone, dove ci sono Francisca e... Esatto. Dillo tu perché sicuramente lo pronuncio sbagliatissimo, Ziu Giuseppe Ispanta. Bravo, questo Vai, sei non assunto. ho dormito per 3 notti, ma ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Perché comunque sì, c'è questa danza che forse è anche un po' la danza della vita, no? Due persone di età differente, se non ho interpretato male, sì. che danzano e il tutto viene illuminato dai raggi d'argento della luna. Sì, è vero. E bravo. che illumina le Domus de Pedra. Sì. Brincas a ballarina, con sospesi in saera, che una calarena, a suento di zera. Per cui ti dirò che anche in un brano di uno degli ultimi album che io ho fatto, che ho scritto con Nifoi è un romanziere, ha avuto il premio Campiello, insomma uno che ha avuto una certa notorietà anche a livello nazionale. Abbiamo scritto un brano che iniziava così: all'alba le pietre iniziano a camminare.
Cioè capisci che la natura non è ferma, tutto quello che tu vedi che è fermo in realtà respira, ha una sua vita. Assolutamente. L'alba, le pietre iniziano a camminare. Per dire che le cose non c'è una fissità delle cose. Questo è un argomento che mi interessa, io l'ho anche rincorso. Uno dei primi brani che si chiamava Fuori Campo, che uscì nel 78, il mio primo album. Primissimo album. Sì, io parlo dell'arroganza delle cose. Cioè le cose sono talmente fisse che sono arroganti perché sembra che non soffrono, non gliene frega nulla, che ci sia una bella giornata, che tu sia incazzato, c'hai sempre questo contorno di gente di cose che ti fissano e vorresti una risposta, ma non ce n'è, capito? C'era un grande ce n'è, oppure non la sai ascoltare. Non la sai ascoltare, bravo. No? C'è un grande della cultura sarda, uno dei grandi che abbiamo, che tra l'altro un giornalista, Michelangelo Pira, che scrisse un bellissimo romanzo, La rivolta dell'oggetto. Ecco, tutto questo significa che quando tu sei in una dimensione naturale scopri che anche le piante, anche le querce hanno un suo modo di essere, un suono, e devi ascoltarla la natura, devi ascoltare anche la roccia. Esatto. Ora, in questo contesto tu puoi vivere con un'armonia diversa. È difficile, oggi stiamo scoprendo un po' la natura, stiamo scoprendo la maniera in cui questa meravigliosa umanità ha distrutto il mondo, o sta distruggendo il mondo. E ci vuole una ragazzina per farcelo capire, ci è voluta una ragazzina che si è messa a urlare, no? E bla 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 bla. Voglio dire, c'è una consapevolezza, noi abbiamo lasciato un mondo, dico noi perché io appartengo già a una generazione oltre, un mondo appartieni alla tua generazione. Certo, fine. però voglio dire c'è una consapevolezza e c'è anche un dovere che noi abbiamo, quello di recuperare quello che si può recuperare. Esatto. La Sardegna fortunatamente è ancora uno dei posti recuperabili, Sì. se non la rovinano completamente. No, mi stavi facendo riflettere su questa cosa, che io da tecnologo alimentare ho studiato materie come chimica, fisica, microbiologia, e sostanzialmente è stato dimostrato, ma già diversi secoli fa, che la materia è costituita da particelle che vibrano, da particelle che sono in moto, per cui sostanzialmente, anche se vediamo queste rocce completamente ferme, in realtà sono costituite da massa certo. vibrante, e quindi hanno un'energia, hanno una frequenza, per cui è proprio questo ciò che dobbiamo riscoprire, cioè sapere come ascoltare queste cose che non sappiamo. Sì, come questo suono, sentire questo suono bello, se questo suono non ci fosse sarebbe diverso oggi, capisci? È come un film, toglici la colonna sonora e non è più quel film, insomma. Esatto. Vabbè, insomma, possiamo andare avanti chissà quanto. Quindi c'è un nuraghe, un pozzo sacro, o diciamo un monumento che in passato ti ha ispirato per scrivere canzoni, magari oltre eventualmente alla Domus de Pedra, se non sto travisando. Ma guarda, io sono un fanatico dei menhir. Dei menhir, cioè, di quelle pietre alte che si dice, assolutamente, no? Siamo stati proprio ieri a Prano Mutteddu. Sì. Sembrava che il sito fosse chiuso, stavamo per andar via, è arrivata questa 500 rossa. E che ha detto, volete vedere? Ed era questa grandissima persona, Sergio Arbas, che ha iniziato a lavorare lì a Prano Mutteddu, vicino a Goni, scavando, esatto, lì è la zona. Scavando e poi dirigendo i lavori in un secondo tempo, per cui ci ha illustrato delle cose pazzesche, assolutamente. No, è quello che mi meraviglia. E quindi menhir, diciamo, sono una struttura sì, che per me sono stati sempre magici, no? Perché questa cosa è una divinità, è questo mondo in un posto poi che è vicino a un paesino dimenticato da tutti, dove ho tanti amici però, e che adesso sta iniziando ad avere consapevolezza, ma parlando anche in termini politici o di come si investe, e quindi anche turistici per far conoscere più che altro, quindi culturali. Se noi guardiamo Stonehenge, che è famosa nel mondo, e andiamo, perché io ci sono andato a vederlo, sarà, ma noi ne abbiamo 2000 di Stonehenge, capito? Magari anche meno costruite, meno artificiali di quello, perché se vai a frugare su Stonehenge non tutto è benissimo. Però, sì, a parte questo, si trovano alcune immagini su internet della Stonehenge di inizio Novecento, dove
sembra che le pietre fossero posizionate in altro Esatto, modo, cadute. esatto, quindi siccome queste cose le conosciamo, non siamo nati ieri, quindi qualcosa è successo. Qui abbiamo i menhir e però siamo così, è come i sardi che hanno venduto, no, i terreni in Costa Smeralda, ma tanto cosa c'è qui? Non possiamo coltivarlo, c'è mare, cosa ce ne frega? Non va. Ecco, cioè la consapevolezza della ricchezza che abbiamo, della risorsa che abbiamo in questa terra dove potremmo vivere da nababbi tutti, scusatemi se esagero, però anche questo, no, è un fatto di cultura. Se tu hai la cultura del territorio e interpreti il territorio come risorsa, allora questa risorsa è importante per te e per le generazioni future, la devi salvaguardare però. Se qualcuno un giorno ti dovesse commissionare per ipotesi uno spot per poter invitare le persone da fuori a visitare la Sardegna, però la storia, in particolar modo i monumenti archeologici, quali parole chiave utilizzeresti o quali concetti utilizzeresti eventualmente? Guarda, io utilizzerei soprattutto il concetto di storia, cioè nel senso che uno può vedere la storia qui. La storia esiste, tu la tocchi con mano qui. Ed è una storia talmente antica che non è che deve andare in America, che parte dal 1400 e rotti, qui parte dal Paleolitico, no? dal Neolitico, per cui insomma c'è un fascino. Io utilizzerei il mistero, perché questa terra è una terra di mistero. E se uno vuole immergersi nel mistero, ma non un mistero finto, perché quando tu vai in molti paesi anche dell'Europa si inventano le storie più assurde, Ma infatti, capisci? Infatti c'è questa cosa, no? Cioè che bello, senti l'energia, cioè, l'energia c'è, ma non è questo, è come dicevo prima che ogni oggetto, anche una sedia, perdonate Sì. la volgarità della cosa, voglio dire, ha comunque sue vibrazioni perché è costituita anche quella da atomi. Ovviamente non trasmette come può trasmettere una pietra, cioè un qualcosa che non è stata fabbricata dall'uomo, ma che è stata fabbricata Sì. dalla natura stessa, da Dio, per chi vuole credere, assolutamente. Certo, ma questa è una terra di miti e di riti, capisci? Miti e riti insieme, ma ce ne sono a migliaia, capito? Per cui tu se ti immergi in questo mondo, raccontarli e farli vivere nei posti giusti, no? È qualcosa di unico, come la lingua, no? Cioè lo specifico non è un concetto, lo specifico è che esiste questa terra e altri uguali non ce ne sono, con questa storia, con questa lingua, con questo territorio. E questa unicità, secondo me, il popolo non solo italiano, ma europeo e mondiale dovrebbe coglierla, basta saperla raccontare. All'uva larve vocu, chi me carenas fritas. Torno un attimino su questa questione dell'unicità che menzionavi, e che è unico qui in Europa, però ha qualcosa di abbastanza simile in altre culture, vedi in Messico, vedi in India, ognuno ovviamente con la propria Certo. declinazione, e diciamo non è strano il fatto che comunque siano tutte zone in cui il movimento non è così elevato, dove non ci sono superproduzioni, non so, dove il tempo sembra trascorrere un pochino più lentamente. Meno sovrastrutture. Meno sovrastrutture, meno reattività con stress. Vedi che io sto già alzando la voce semplicemente dicendole queste cose qui. No, certo, ma è questa la verità. È questa la verità, per cui esistono anche delle resistenze di mondi che hanno saputo resistere a questa invasione incredibile, insomma, io non sono contro la modernità o quello che succede, tutto quello che agevola la comunicazione per me va bene, soltanto che quando è distorto alla fine succede quello che succede nella comunicazione, ad esempio le fake news. Ecco, non avevamo pensato che sì, va benissimo, ci sentiamo sempre, in un attimo possiamo comunicare, se sei in un posto e tu succede qualcosa c'è il telefonino, quindi c'è un'utilità, però in mezzo a questo c'è un abuso, Esatto. allora è lo stesso abuso che si fa del territorio. E io faccio questa assonanza, no? Se tu non lo rispetti, se tu non lo sai usare, poi alla fine ecco che cosa succede, insomma. Mi fa piacere questa cosa che hai detto tu, perché effettivamente c'è una condivisione con altri paesi che però pare abbiano un'assonanza con questo mondo, perché hanno saputo
o non si sono ancora insomma inquinati fino al Esatto, punto. anche perché comunque se ci pensiamo bene, no? Il 90-95% della nostra giornata è una continua organizzazione logistica. Ti devi alzare a quell'ora perché poi devi andare a lavorare per quell'altra, devi organizzare, no? Di andare a prendere il bimbo che va a karate, la bimba che va a danza e praticamente arrivi a sera che cioè, Sì. Cos'hai combinato, fra virgolette, di creativo, cos'hai sentito? È il concetto di riempimento della vita, no? La vita non va riempita in questo modo, la vita va vissuta, che è diverso. Insomma, il concetto è che se tu la riempi di cose, poi alla fine è come prendi, fai la spesa, metti tutto dentro e è finito. Ma questo concetto non è questo il concetto di vivere, è il concetto di consapevolezza della spesa che hai fatto. Insomma. E quindi se tu ogni volta, quando leggi è come quando leggi un libro, ecco perché io invito spesso a leggere, no? Perché leggere ti salva, leggere alla fine sei in comunicazione con uno che ha scritto quelle cose, tu lo stai ascoltando, che è meglio di una telefonata spesso o di un messaggino, perché c'è un pensiero, c'è un mondo, capisci? E nello stesso tempo il cervello, che è una bella macchina, Esatto. elabora e quindi cresci insieme a lui e tu ascolti e leggi con la tua voce, non con la voce sua. Esattamente. Per cui lo fai tuo. Allora, questo significa recepire la giornata, come dicevi tu poco fa, senza far sì che poi siano il tempo che ti governa, sei tu che devi governare il tempo. Esatto. È questo, ed il tempo è una cosa, direi fondamentale, ma deve essere un tempo vissuto, non un tempo morto, insomma. Per cui ti passa un'ora, dice non ho fatto nulla, guarda che quell'ora però l'hai spesa. Certo. Più vai avanti con l'età, quell'ora è importante. No, anche perché comunque c'è anche chi dice, fortunatamente, che un'ora spesa a guardare il nulla ogni tanto, magari non sempre, può essere veramente molto utile per potersi ricaricare. Però non corrisponde al concetto di utilità che abbiamo oggi, perché tutte le cose devono avere, capisci, un prezzo, devono essere utili, ma sì, ma cosa ci guadagno? Ecco, questo concetto, come dicevi tu, la contemplazione sembra che non serva, ma serve moltissimo, perché serve a te. Oggi sono tutti stressati, oggi c'è veramente la depressione e io ogni tanto mi cito, scusatemi. Ma ogni no, tanto anzi, mi cito, fallo perché ovviamente stiamo parlando della tua esperienza, capito? Quindi... Io ho scritto tanti quando avevo 29 anni, è sempre il primo album questo, mi è stata l'angoscia, sebbene spesa, è un gioco di società. Cioè, alla fine ormai siamo talmente abituati che siamo tutti angosciati, per cui facciamo tutti lo stesso gioco, è bellissimo, ma è veramente umiliante, insomma, è mortificante più che altro. L'angoscia sebbene spesa, un gioco di società. Ci sono alcune letture, alcuni libri che magari anche su questa tematica qui del tempo speso in un certo modo vorresti consigliare, che comunque come tua esperienza? Primo Proust, cioè la recherche secondo me va letta tutta possibilmente, Okay. Cioè uno si invita, io in 6 mesi te la puoi leggere, ed è un insegnamento unico di uno che ha scritto questo, ha scritto solo questo, ma solo per dire che insomma è un genio, è un grande amico. Non solo Garcia Marquez, ma Condor, Cent'anni di solitudine, ma anche altre cose che lui ha scritto. Io lo consiglio proprio. E poi andiamo anche in Italia, perché no, insomma. Noi siamo Finoglio, posso citare 2000 insomma di libri. Sì, quelli insomma che ti sono venuti in mente per primi, insomma. 5 luoghi della Sardegna assolutamente da non perdere. Fai finta di avere davanti a te una persona che non è mai stata in Sardegna e facciamogli fare, diciamo, un giretto bilanciato fra mare e sole, un giro culturale da qualche parte e qualche monumento sardo. Cosa consiglieresti? Eliminando il discorso delle spiagge, perché qui ne abbiamo 2000, cioè sono tutte enormi.
Però terribilmente bello. una spiaggia alla fine dicela se ce l'hai in mente. Ma Andrea la Maddalena, Andrea la Ok. Maddalena dove c'è la sabbia, corallo, insomma quando ti puoi avvicinare è un posto unico al mondo, ce ne l'hanno già nominato perché adesso io ho 6 o 7 anni che non ci vado. E dopodiché insomma posti ragazzi ce ne sono 2000, io ho solo l'imbarazzo della scelta, andrei al Supramonte, a Orgosolo, quello sì, andrei là. Gosolo, Supramonte. E poi andrei anche a vedere il carnevale di Mamujada. Terzo. Sì, con le maschere ancestrali, le maschere, cioè il carnevale in Sardegna viene da carra a seccare, tagliare la carne. Quindi non è la mascherina di Pulcinella, cioè voglio dire, c'ha un senso molto Sì, sì, molto duro. è molto sofferta, Richiama ai riti di Dioniso, insomma, per dirti ecco, che c'era questa pazzia generale, ecco, insomma, quindi quello secondo me va vissuto. Infatti stavo sorridendo anche pensando, non so, ai movimenti di Pulcinella eccetera e al movimento di chi indossa la quel maschera carnevale- che è massacrante, insomma, Sì. con tutte le campane addosso. Ed è anche quello un rito e un mito che è terribile. insomma. Chi morza biende so zanzonetto sprincante. Se ne hai in mente altri due? Un paese, ad esempio andrei ad Azzara. Oh, Azzara è un paese che io avevo scritto una canzone insieme a un caro amico che non c'è più, che si chiamava Paolo Pillonca. È un paese di pace, un paese incuneato, in posti dove il rapporto con la giustizia non è mai stato molto tranquillo. Azzara non è mai successo nulla, è un paese del vino, con distese di campi che tu vedi queste viti, questi colori talmente accesi che ricordano Van Gogh, no? Specialmente nel periodo di autunno, delle 7 vesti gialli, queste cose, e il paese dei pittori, perché ad Azzara ha una bellissima storia, i pittori spagnoli si sono rifugiati tutti là al periodo della guerra perché c'era il territorio da dipingere e non se ne sono più andati, perché è un paese talmente accoglienza che come arrivi dici ma è possibile che succeda questo, la gente ti vuol bene come entri, per cui è un bel segnale. Specialmente noi che veniamo da una storia insomma, di sequestri, di cose che fortunatamente adesso non ci sono più, però insomma la nomea c'è stata. Dove siamo arrivati? Poi io potrei continuare fino a domani. ma un'ultima e poi ci salutiamo. Beh, allora il paese dove sono nato io, che è un paese città che è Nuoro. Nuoro, ok. Nuoro, che è detta anche la Tene Sarda, perché stranamente a Nuoro sono nati, grazie a Deledda, premio Nobel, Salvatore Satta, il cui libro vi consiglio di leggere, ne ha fatto uno nel giorno del giudizio che è stupendo, è giudice, quindi è scritto. E poi, vabbè, a parte che ci sono nato io, per cui anche questo, ma è strano, Marcello Fois, che è lo scrittore, insomma, che vive a Bologna, tra l'altro, grande scrittore, per cui è strano che tutti i grossi scrittori siano nati questa qui che è in Nuoro. A Nuoro, ma perché a Nuoro? E perché ad esempio a Sassari sono nati i presidenti della Repubblica, ecco, oppure Berlinguer, quindi ci sono delle specificità di territorio che secondo me, è vero, no? Che non vanno dimenticate, ma questa è una miniera ragazzi, io adesso mi sono limitato Ok, quindi queste sono diciamo le 5 indicazioni per cominciare a venire in Sardegna Sì. e per poi cominciare ad apprezzare e amare anche tutto il resto, insomma. insieme alla musica. Insieme alla musica. E ricordatevelo che all'alba le pietre iniziano a camminare. Ringraziamo tantissimo Piero Marras, tra l'altro anche per la location che ci ha indicato, veramente suggestiva. E che dire di più? Vi invitiamo a iscrivervi ai nostri canali social, YouTube, Facebook e Instagram. Mettete i like, commentate e fateci sapere tutto quello che appunto pensate del lavoro che effettuiamo. Grazie a tutti, a presto, ciao. Vento e disamistade incrustate